Assessore, profughi in arrivo a Padova, alcune strutture sono già state destinate per l'operazione Mare Nostrum. Beh, non è esatta la notizia profughi in arrivo a Padova, non del tutto. Noi come Comune di Padova, e questa è una linea della precedente amministrazione, abbiamo aderito. Ho trovato già in atto questo provvedimento allo SPRAR, è il programma per richiedenti asilo e rifugiati, e lì i posti comunque erano già completi prima del nostro arrivo. Abbiamo avuto nella notte tra sabato e domenica l'arrivo sì di alcuni profughi nella scuola Leopardi, che è una struttura messa a disposizione a titolo gratuito dalla diocesi di Padova, dove già erano ospitati 8 profughi da marzo, quindi lo ripeto, provvedimento della precedente amministrazione di concerto con la prefettura. Questi i profughi nuovi arrivati sono già, non sono già più presenti nella struttura Leopardi, perché sono in direzione del nord Europa, dove hanno richiesto di proseguire, insomma. Io posso solo dire da amministratrice che tutti gli arrivi comunque saranno concertati sia con la diocesi, che può offrire delle strutture, ma anche con la prefettura, e quindi contiamo sulla collaborazione della prefettura, che in quest'ultimo caso ha agito su impulso del Ministero dell'Interno autonomamente rispetto ai comuni, e sia la diocesi, che è l'unica in grado veramente di mettere delle strutture, ma penso che ci sia una volontà e sono sicura che c'è di concerto di questo impegno, che vede coinvolte tutte le realtà locali e cittadine.